Quella di Mary per sempre, di Ragazzi Fuori, è stata un'esperienza molto emozionante, perché io Palermo non la conoscevo quasi, e c'ero stato una volta ma molti anni prima, e tornare lì in quella terra, scendere all'aeroporto di Punta Raisi, respirare quell'aria, per me è stato subito un impatto molto, molto emozionante, perché ho sentito veramente come le radici della mia vita. E poi incontrare questi ragazzi, che sono tutti ragazzi, a parte Amendola, presi dalla strada, che erano lì in giro e che avevano avuto, alcuni di loro, esperienze proprio di detenzione, sia nel carcere minorile. Uno era anche un po' più grande, ma dimostrava 17 anni ed era stato addirittura a Luciardone. È stato molto forte, perché si capiva l'emozione e l'energia di questi ragazzi nell'affrontare una possibilità così forte che gli avrebbe potuto cambiare la vita. Tant'è vero che ho deciso, dopo aver fatto Mary per sempre, di dargli una seconda opportunità, perché pensavo che con Mary per sempre non sarebbe successo niente, si sarebbe fermato lì, sarebbe diventato, magari, fosse diventato un caso, come poi in effetti è stato il film, che si sarebbe potuto fermare tutto quanto lì. Invece mi ero accorto che alcuni di loro avevano proprio la possibilità di diventare attori, quindi ho deciso, insieme ad Aurelio Grimaldi, che era quello che aveva scritto il libro di Mary per sempre, di raccontare le loro storie, che assomigliavano molto alle storie vere della loro vita, all'esterno, cioè una volta fuori dal carcere minorile di Malaspina, come si comportavano nella città e come soprattutto la città si comportava con loro. E non c'era tutta questa differenza, ma dentro, all'interno del carcere, si formava una certa solidarietà. Fuori, con gli adulti, con quelli che forse dovrebbero dare delle opportunità, era molto più difficile stabilire dei contatti, trovare dei lavori, fare finalmente delle cose che potessero servire a qualcosa. Quindi era quella la cosa che mi lasciava abbastanza turbato e mi dispiaceva, cioè sentire tanta energia che inevitabilmente si incanalava in una direzione sbagliata, perché quello che li circondava non gli offriva le possibilità che avrebbero potuto dargli a ragazzi di quella intelligenza, perché sono tutti ragazzi molto, per usare una parola in voga, che oggi non si usano più le parole italiane, smart, cioè svegli, ma capaci di capire immediatamente le psicologie delle persone, non avere troppi filtri, quindi non essere guastati dai comportamenti, dai convenevoli, ma andare dritti ai problemi come sono. Quindi era molto interessante stare con loro, per me è stata un'esperienza bellissima, è stato bellissimo stare a Palermo, conoscere la città, ma è stato soprattutto bello stare con loro. Molti di loro hanno continuato anche dopo, hanno fatto altre cose. Adesso Francesco Benigno, per esempio, che è quello che faceva Natale nel film Mary per sempre, che dipingeva la faccia di Placido, farà un film sulla storia della sua vita lì a Palermo, dove c'entrerà naturalmente anche il film Mary per sempre. E spero che gli vada bene, spero che riesca ad avere ancora successo. Lui ha avuto molte opportunità. Io li sento ancora, questa è la cosa bella, li sento quasi tutti. Uno è morto, poverino, Roberto Mariano, che era quello che si chiamava Antonio, che aveva un figlio quando era all'interno del carcere del Malaspina, cosa che gli era successa veramente a lui nella sua vita vera. È morto in un incidente aereo per andare da Milano a Zurigo. Si era innamorato del volo, degli aerei, di prendere gli aerei, per un tragitto che avrebbe potuto fare tranquillamente in treno, che forse sarebbe durato anche meno, invece ha preso proprio quel volo che si è schiantato. E gli altri, invece, con gli altri ci sentiamo ancora, Scimmietta, che sarebbe King Kong, anche Benigno, anche Maurizio Prollo, Claudio, anche Carmelo, Alfredo Libassi. Li sento, non dico spesso, ma una volta ogni 2 o 3 mesi li sento, quando vado a Palermo ci vediamo. Ma è sempre difficile dare un'idea precisa dell'incontro che si è avuto con i ragazzi. I ragazzi sono molto stimolanti e vanno molto stimolati anche, quindi il compito degli insegnanti secondo me è quello più delicato e difficile, e se sono bravi gli insegnanti possono avere anche dei risultati interessanti con i ragazzi. Erano anche un po' stanchi, perché venivano da altri 2 incontri precedenti. Sono ragazzi che vanno a scuola, sono molto giovani, ancora hanno 16-17 anni,
Non ho capito se sono così interessati al cinema, non ho capito più se il cinema è una cosa che interessa come poteva interessare una volta. Forse sono più attratti dalla televisione, da certe forme, da diventare magari le ragazze, non so, delle pin-up, delle veline, che ne so, e i ragazzi forse vogliono fare delle cose più tecnologiche, hanno meno. Però quando si toccano certi argomenti sul fatto per esempio di raccontare delle storie e delle emozioni che per fortuna ancora resistono nonostante tutto, si vede che qualche luce brilla nei loro occhi.